qui è un monumento di pompei volontari, quelli che ti dico prima. Ah, perché ti vedi che alle un'associazione che hanno fatto quelli zenesi di prima, non so, lì dice 1884. Primer cuerpo de bomberos voluntarios de la República Argentina. A Maduna è in cima, alla Virgen de Luján, che è la patrona o una delle Madune più importanti. Poi in giù che è San Martín, quello che ha guadagnato battaglie più importanti qui in Perù, la libertà dell'Argentina, e qui sono tutte case che hanno tutte cambiato, ma sono atelier di artisti. Conservano sempre i colori da buca del quartiere che i tenesi utilizzavano così e qua perché è quello che avanzava di pittura, di cainaggio, di riparare le barche, sempre lavorando in porto. E bene, la Gisela riparata e pronto di tutto. Da chi è camminato a strada più importante, da là si va verso Urianeto, Fiume, Legua. Conventisce, dice lì, si vede che ulea nacà dai migranti. Conventisce si chiamava i posti dove viveva tutte famiglie di migranti insieme e anche gente veniva dall'Inghilterra e lì insieme italiani con argentini, russi, ebrei, tutti quanti e si viveva tutti insieme in Tenacà e conventisce perché arriva a quelle case dove ti può capire che casino voleva tutti insieme e condizioni di vita non è meglio, ma così erano sul quartiere a parte da città. Bene, bene. Quello lì è il gaucho, quell'uomo dell'Inghilterra che usava una chitarra, faceva un cowboy dell'Argentina, che si dedicava a allevare le vacche, a pigiare a corne e tutto quello, e si mesciò con un immigré Santos Vega, usava un personaggio del poema nazionale indici importanti, che è Martín Fierro e Santos Vega. Allora, Fragata Sarmiento è un nome di questa nave che devia l'esercito argentino e scuole dei mainè dell'esercito delle scuole navali, e lì i studenti ti vedi che salivano perché con quello lì è una nave scuola che fa il giro del mondo tutti gli anni e si doveva per fare pratiche di studenti navali e salivano in porto. Ogni anno fanno un mezzo giro, sempre qui i ballerini sul tango. Beh, quello quadro lì, sempre du porto, l'ha fatto Quinquela Martín. Benito Quinquela Martín voleva in pittura argentino, non aveva famiglia ma l'aveva tutto in senese, si chiamava Quinquela, e lei arrangiò un cognome a pronuncia argentina e l'ha sempre pitturò un porto e scene di senesi, di vedi lì da pesca, che riparano e barche e fabbriche di vedi che filmano sempre sì, lì, sì. Un pitturo quartiere, questo quartiere. In quello pigiolo ti vedi Maradona in tuo primo posto qua camicia di Boca saeva a squadra del quartiere che l'hanno fondato i senesi, e poi che Evita, Eva Perón, la moglie del generale Perón, è stato un presidente molto polemico e un patimo ancora, e Gardel, quello da Drita, quello è stato un cantante del tango, ci fa molto piacere perché prima popolarità ma poi quello è morto in un accidente d'aereo in Colombia, è tanto tragico e quello è rimasto immortale, è un mito della storia, no?
sempre i lampi. Repubblica della Boca e si dice anche sempre che su quartiere è una repubblica indipendente e a storia venne perché circa 1884 credo quelli senegi che abitavano qui dopo in sciopero si erano ribellati contro il governo e avevano in sua bandiera desena e avevano dichiarato a Repubblica della Boca e subito si presentò il presidente Rocca che voleva il progetto di unificare il paese e non che conveniva sta facendo qui da Repubblica Indipendente in quartiere da città e hanno fatto levare tutto ma l'idea della Repubblica della Boca si dice sempre che all'esistia è una cosa reale di indipendenza del quartiere. Macciò, quello che firma un cognome è Macciò, non so se sai Romulo Macciò che è più tanto famoso, mi pare no, ma Macciò comunque è sempre il cognome senese e a buca che è. Voleva partire senza una palanca, di esatti 30 anni e forse anche di più. Ulaia lo topo e mette nella banca, e poi se ne poi un giorno venisse e fasse a palazzino un giardinetto, curan piccante a cantino vin, a branda attacca gli alberi sul letto così, per dare che nascenasse e mattin e un figlio che diceva, non che pensa a cena, cosa ti che vuoi tornare, ma se che penso. Siamo in posto di Pompei volontari da Boca, hanno agito di mantenere ancora in questo tema e 3 stelle di Zenegi che l'hanno fondato nel 1884 e tenia come museo a parte qui, benché il posto di Pompei funziona ancora in esposizione tenia tutte queste cose antiche e nuove anche che sono in funzionamento. Y ese es el lema nuestro, volere e potere. Volere e potere, teniamo ancora come lema. Esto que está arriba es los materiales que usaba esta máquina.
Non è vero, Ed è qui che ne solo due in tu mondo, sta qui e un'altra che è in Inghilterra, ne diva uscito. Interessante. Sta qui funziona ancora. Taule in Ponte Nuovo, che l'ha fatto in architetto catalano, Calatrava, che l'ha costruito tante cose in tutto il mondo, e il conte della donna, il conte della mujer. E qui ti vedi tutti gli uffici, edifici in Bredo, sono tutti alberghi, uffici, aziende, è tutto nuovo su qui, è un quartiere che nessuno vuole, i terreni non va niente, ma l'hanno recuperato tutto, hanno messo tutta la roba qui. Poi vedo a Seia, Sena illuminare, poi vedo a Fugge, sento Francia ma allora mi penso ancora di ritornare a Posa e Osse, dove a mamma